poi si alza per il tiro, forse ha cambiato idea all'ultimo momento, ha visto Gabriel solo, non è riuscito però a dare la giusta potenza al passaggio. Schengelia dalla parte opposta, scambia con Wims, ancora Schengelia, ancora un corpo a corpo con Gabriel, intelligentissimo il pallone per Jeite Al-Baji. Con immagini di questi primi minuti, di questo primo assaggio. 6 punti di vantaggio per Bologna, con Brescia che prova nuovamente a riaccorciare. Il taglio splendido di Amedeo Della Valle, ma ancora più bello l'assist di David Moss. Ultimo tiro di questo primo tempo e provare chissà anche a finire con il muso davanti. Gabriel, il pallone per Nikolic, 3 secondi ancora, Nikolic si alza da lontanissimo, sulla pressione di Della Valle nell'angolo proprio per Miki, che dopo il taglio è andato a piazzarsi proprio lì nell'angolo. Tape out, in qualche modo è riuscita a Jeite, poi il Liup non riuscito la prima volta. Miki però porta giù il pallone, poi lo riporta su per l'affondare. Quando poi hai davanti un corpo di un difensore che prova a ingaggiarti per uno sfondamento. Intanto Kyle Wims è il giocatore al quale non si possono lasciare 50 centimetri nemmeno. Nuovamente Moss sul parquet per questi secondi finali che rimangono da giocare. 3 ancora per Bologna, alza Bellinelli, basta la parola, diceva un noto spot pubblicitario. Quindi ancora Bellinelli, vuole il blocco di Bacco, poi gli lascia il pallone. Bacco rimane a attendere il consegnato per Bellinelli, che si alza da 3. Marco Bellinelli a tornare sul parquet per Brescia. Mannion per Bellinelli, si alza ancora Marco Bellinelli. Nikolic, poco più di 6 minuti per chiudere. Liup, a proposito di spettacolo, facciamo il doveroso applauso a questo giocatore. Con difese efficienti avrebbero potuto indirizzare la partita. Sì, il passatore a Nikolic che bello dà una gran palla per tempi e anche per linea di passaggio, che è una palla che Obiase deve solo depositare dentro il ferro. Nikolic vuole l'appoggio di Della Valle, quindi Massenburg. Si ferma Massenburg, ha spazio per tirare da 3, disattenzione difensiva, vado io alla fine. Ancora Schengelia, si ripropone quello che diceva prima Michele Carrea, ovvero Schengelia che vuole costringere ai falli i suoi avversari, poi appoggia Miki, semigancio di Miki nel pitturato con ottimo controllo del corpo. Più 6 per Bologna, vediamo se riesce ad andare al tiro Brescia, ovviamente non contesta nemmeno la Virtus, finisce 84-78.